Buongiorno a tutti, benvenuti qui a Palazzo Ferrofini. Dovevamo vederci una settimana fa, ma purtroppo la tragedia, del bus di Mestre ha sconvolto un po' tutti ed era doveroso posticipare questo appuntamento. Io vorrei cominciare proprio da qui, se mi permettete, ricordando le 21 vittime e ricordando anche le persone che ancora sono nei vari ospedali del Veneto, uomini, donne, bambini che stanno ancora lottando, tra la vita e la morte. Io inizierei con questo, con un minuto di silenzio, se possibile. Grazie. Gara e agonismo, festa e condivisione. Sono queste le parole che identificano il progetto Ride Dreamland, un progetto ormai consolidato. Questa settimana di gare in Veneto è ormai un appuntamento fisso per il mese di ottobre, dal 2021 praticamente le gare organizzate appunto e messe in piedi dalla PP Sport Events sono un appuntamento fisso. Valorizzare il territorio è la parola d'ordine. Territorio, Veneto, una regione fantastica, stupenda, da far conoscere a tutto il mondo, non solo per la cultura che abbiamo per la bicicletta, fondata proprio qui in Veneto, sentita, ma soprattutto anche per le tradizioni storiche e artistiche che abbiamo. Da far conoscere a tutti, ovviamente insieme alle nostre bellezze artistiche, e oggi siamo proprio qui a Venezia, in una delle perle del Veneto che tutto il mondo ci invidia. Quindi vorrei ringraziare ovviamente la Regione Veneto per ospitarci qui per la presentazione di questi 4 eventi che andranno in scena proprio da domani, da mercoledì fino a domenica 15 ottobre. Grazie ovviamente all'assessori, a tutti quelli che ci hanno permesso di essere qui, grazie a Filippo Pozzato, e il primo intervento, il primo saluto lo affido proprio al Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Grazie Giada, buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, lo ricordo sempre, la più alta istituzione democratica della Regione Veneto. Lo hai accennato nel tuo intervento, settimana veneta del ciclismo. L'ho sentito dire domenica sera da Simone Velasco quando un giornalista chiedeva ma adesso vai in ferie eccetera, no, devo fare prima la settimana veneta, e anche da Fabien Cancellara che proprio lo ha anche lui detto in una sua intervista, la settimana veneta del ciclismo. Ormai è entrato nell'immaginario collettivo che a fine stagione il Veneto ha degli appuntamenti importanti dal punto di vista agonistico, dal punto di vista sportivo, con anche appunto qualche campione che si toglie le ultime soddisfazioni e mette nel palmarès le ultime vittorie. Quindi ripeto, questa serie di gare Ride to the Dreamland diventa ormai un appuntamento importante e fisso, diventa sempre più attenzionato durante l'annata ciclistica. È una cosa sulla quale la Regione Veneto da tempo ha creduto e sta appunto seguendo queste iniziative. Il riportare il Giro del Veneto agli antichi fasti, mi permetto di dire, essere stati i primi a partire col gravel dal punto di vista di gare, lanciare la Veneto Classic che sta diventando un appuntamento che per spettacolarità e per impegno degli atleti non ha nulla di invidiare da tantissime altre gare molto molto più blasonate e storiche nel panorama appunto del calendario ciclistico annuale. Quindi secondo me il lavoro fatto è stato un lavoro che ha portato queste gare a grande livello. Mi permetto di dire che serve a noi come regione per vendere, nel senso buono del termine, il territorio, per far capire che luoghi che abbiamo come location da esplorare sia in bici ma anche con altri tipi di turismo.
l'impegno di tante amministrazioni comunali che vedo anche qui presenti, da Mel a Bassano del Grappa con l'assessore Viero, col Ceresa, Cittadella, che seguono appunto l'organizzazione e si impegnano nel promuovere queste gare, quindi veramente mi auguro e spero che appunto da domani fino a domenica si possa vedere grande ciclismo, grande spettacolo, ci si possa divertire. Chi vuole anche pedalare sabato con Veneto Go penso sia un appuntamento anche questo molto molto interessante, pedalare con campioni del ciclismo, con persone che hanno fatto la storia del ciclismo a livello mondiale è sempre un grande piacere. Quindi benvenuti e buone gare a tutti. Giada, prego. Grazie mille al presidente Roberto Ciambetti e il secondo saluto è quello del team leader Filippo Pozzato. Buongiorno a tutti, grazie alla Regione che ci ospita per l'ennesima volta qui a Venezia a presentare il nostro progetto, partito tanti anni fa con il campionato italiano, con Cittadella, da dove è nato un po' tutto quanto, e niente che dire, siamo arrivati alla terza edizione e abbiamo aumentato, come diceva il Presidente, sicuramente l'importanza delle gare. Siamo riusciti a passare di categoria in soli 2 anni anziché 3 come sarebbe di prassi, quindi questo vuol dire che l'UCI ha visto quello che stiamo facendo e l'importanza delle corse, la qualità degli atleti e delle squadre, quindi un grazie anche a loro, perché senza di loro non riusciremo a portare a casa questi grandi risultati. E che dire, speriamo sia una settimana bella con il tempo, in modo che la gente possa venire sulle strade a vedere tutti i propri beniamini, e grazie a tutte le amministrazioni che anche ancora una volta ci hanno aiutate e credono in questo progetto, che è veramente per noi importante, e spero anche per la Regione Veneto, perché come diceva il Presidente serve a valorizzare il territorio, a farlo vedere in tutte le parti del mondo. Ho visto ieri che la Lega Ciclismo è riuscita a chiudere un accordo sui 207 paesi nel mondo per distribuire il prodotto. Noi fortunatamente già 3 anni che lo facciamo, quindi possiamo dire di essere stati i primi a fare questa cosa, e dietro ci è venuta la Lega quest'anno, quindi ben venga che tutto il mondo del ciclismo possa crescere, e questo sia anche merito nostro. Ti ho chiamato team leader perché credi molto nella squadra, nel lavoro di squadra. Il vostro è un lavoro di squadra. Ma sì, sicuramente è un lavoro di squadra, perché come dico sempre, io metto la faccia davanti a tutti, ma fondamentalmente dico sempre che non faccio niente perché fanno tutto quanto gli altri. Ed effettivamente è vero, ho una squadra di ragazzi veramente importanti, ma soprattutto siamo riusciti a fare squadra con il territorio, con le amministrazioni, con la Regione, con gli sponsor che ci supportano su questo e credono molto nel progetto. Abbiamo qui rappresentanti di Credit sulla parte regionale del Veneto, e sanno bene quanto il loro amministratore delegato abbia creduto in questo progetto di classiche, non solamente quelle di RCS ma anche le nostre, le ha messe sul pacchetto tutte quante insieme. Anzi, siamo partiti prima con le nostre che con quelle di RCS, quindi Lombardia e quant'altro, e questo fa ben capire quanto anche da parte di sponsor importanti come la banca è un qualcosa a cui si crede molto. Quindi un grazie a tutti loro che ci permettono di realizzare questi progetti, e speriamo di arrivare sempre più in alto. E si partirà domani, quindi io ti direi di rimanere qui, lanciamo il video di presentazione e poi andiamo a svelare i nuovi percorsi.
Abbiamo potuto vedere già da questo video le bellezze del nostro territorio. Filippo, si inizia domani, subito. Sì, domani ci sarà la partenza del Giro del Veneto, che anche questo oggi manca l'amministrazione comunale perché erano presi un po' in ritardo, però portano i loro saluti e credono molto in questo progetto anche loro. Anche con l'amministrazione nuova siamo riusciti ad avere subito un bel feeling e a portare questo importante arrivo su Monteberico, che è una delle mete storiche del ciclismo. C'è stato anche l'arrivo del Giro d'Italia nel 2005, quindi è già un importante arrivo di corse importanti. Partenza sarà da Tombolo, dove anche lì abbiamo dei nostri partner che ci supportano dall'anno scorso e che quest'anno hanno voluto investire di più, quindi un Giro del Veneto un po' nuovo che attraverserà un pezzettino di Eugani e poi si butterà sulla dorsale dei Iberici per fare il circuito finale su Monteberico, cosa che vorremmo far diventare un po' iconica per quanto riguarda il Giro del Veneto da qui ai prossimi anni. È l'86esima edizione, hai riportato tu in vita questa gara storica che insomma per 9 anni non abbiamo più avuto in calendario, una gara che hai vinto anche tu fra l'altro, un albo d'oro con grandi campioni da Girardengo, Magni, Coppi, Zilioli, De Vleming, Saronni, Moser, Argentin, Rebellin, che vorrei ancora ricordare, e l'hai riportata in vita, ci tenevi tanto. Allora, devo dire la verità ed essere onesto, come sempre, non è una mia idea quella del Giro del Veneto, anzi viene fuori proprio qui da Venezia e anzi vorrei fare un applauso perché è un'idea di Fabio Gazzabin quella di riportare il Giro del Veneto, una richiesta che mi ha fatto lui nel 2019 quando insieme al Presidente del Consiglio regionale siamo venuti a portare il progetto e a spiegare un po' l'idea della Veneto Classic qual era, che era quella un po' la mia idea iniziale. Lui mi ha chiesto va benissimo, però vorrei che riprendeste in mano il Giro del Veneto che non si fa da tanti anni, quindi l'idea è stata di Fabio, che purtroppo è mancato l'anno scorso, però ecco, il merito è suo, noi l'abbiamo solo messa in piedi, ma l'idea è stata della Regione Veneto con Fabio, che al tempo era il capo di gabinetto del Presidente Zaia. Quindi facciamo un applauso anche a lui. È una gara storica importantissima per la regione e non solo. Saranno 170 i chilometri, 1670 metri di dislivello, come detto, da Tombolo al santuario di Monteberico. Tornando sempre al percorso, si partirà alle 12:45, si attraverserà il parco regionale dei Colli Eugani con il primo GPM su Teolo, poi si andrà verso i Colli Iberici, Villaga, Grancona, Brendola e dopo 109 chilometri inizierà questo circuito sul Monteberico di 15 km da ripetere 4 volte, la salita 5 nel complesso. Che percorso è? Ma è un percorso, quest'anno intanto Monteberico è un po' inedito perché l'arrivo non sarà lo stesso in cima davanti al santuario come lo è sempre stato negli arrivi che si facevano, ma sarà fatto a metà, dove proprio comincia la scalinata finale. Perché? Perché Giro del Veneto avevamo deciso di tenerla un po' più facile rispetto alle altre gare, in modo che si potessero diversificare un po' i corridori in questa settimana veneta, come detto prima, quindi tenerlo un po' più per i velocisti. L'idea di farla a metà è perché può andare bene sia per i velocisti che per finisher, che possono tentare un'azione finale, l'arrivo leggermente in salita ma non in cima proprio al santuario, quindi diciamo che c'è una novità da questo punto di vista, un esperimento anche per noi, vedremo come viene, ma sicuramente sarà spettacolare per il pubblico perché vederli passare 5 volte è qualcosa di bello. Se guardiamo il dislivello non è altissimo, quindi anche questo favorisce un po' i corridori veloci, i corridori da volata, però si potrà fare anche selezione se qualcuno avrà voglia e modo di farlo su questo strappo, anche perché il circuito non è lunghissimo, ci sarà una picchiata su Sant'Agostino e poi si riprenderà subito dall'altra parte, quindi è aperto un po' a tante categorie di corridori, un po' questa è l'idea, di farlo il più spettacolare possibile. Tracciato quindi che lascia aperta la corsa a tanti scenari. Sì, quello che quella. abbiamo cercato di farlo anche l'anno scorso, non farlo troppo impegnativo, ma farlo con un percorso che dia la possibilità sia di attaccare sia di chiudersi in volata, che lasci un po' di suspense per il finale. Maurisse, il primo vincitore dalla nuova edizione a Padova, l'anno scorso Trentin, quindi staremo a vedere chi sarà il prossimo vincitore del Giro del Veneto. Si va avanti poi con la Serenissima Gravel venerdì
13 ottobre. Sì, Serenissima Gravel che torna dopo l'arrivo del mondiale dell'anno scorso su Cittadella, e questo devo ringraziare, c'è qui l'assessore presente, ma anche il sindaco, ma devo veramente ringraziarli perché loro fin dal primo momento sono al nostro fianco, hanno sempre creduto nel progetto ciclismo, specialmente quello di Ride the Dreamland, partito come detto prima nel 2020, e Cittadella, che non sta a me spiegare la bellezza delle mura di Cittadella, l'abbiamo potuta vedere più volte dal campionato italiano, dalla partenza al Giro del Veneto del 2021, l'arrivo l'anno scorso del campionato del mondo gravel, quest'anno avrà partenza e arrivo per la Serenissima, e diciamo che devo ringraziare loro, anzi mi piacerebbe che Diego facesse due parole per spiegare un po' tutto quello che è stato fatto insieme in questi anni e per spiegare quest'anno cosa abbiamo intenzione di fare. Chiamiamolo subito allora, l'assessore allo sport di Cittadella, Diego Galli. Sì, buongiorno a tutti, grazie Pippo dell'invito e porto i saluti anche del sindaco Luca Pierobon, che purtroppo oggi non ha potuto venire per un'altra manifestazione istituzionale. Ben, credo che Pippo, noi abbiamo fatto una scommessa, no, nel 2020, una scommessa doppia perché eravamo sotto Covid, fare una gara di campionato italiano in quel periodo dove le problematiche, oltre che diciamo logistiche, erano anche problematiche proprio istituzionali, il perché si può fare, non si può fare. Quindi abbiamo fatto questa scommessa. A distanza di 3 anni, credo che questa scommessa possiamo dire l'abbiamo vinta. L'abbiamo vinta perché se siamo ancora qua a presentare ancora questo grande progetto che noi crediamo fin dall'inizio e che siamo sempre stati vicini a quello che è diciamo, il progetto della PP Sport, quindi con Filippo Pozzato e il suo staff, credo che questo sia veramente importante sia per Cittadella, soprattutto perché la rappresento e mi rende orgoglioso di essere ancora qui presente e promotore di questa manifestazione, prima da una parte e dopo dall'altra, però siamo sempre stati diciamo, a loro disposizione. Sai che Cittadella sempre le porte sono aperte per voi, Cittadella è presente, se c'è bisogno ci siamo, e quindi mantenere questa forma diciamo, di riconoscenza verso coloro che si impegnano, che per promuovere, come dicevo appunto, il territorio e per promuovere anche il ciclismo, perché il ciclismo prende una fascia di utenti molto ampia, dai bambini fino agli anziani, quindi è aperta a tutti, è gratuita, creiamo veramente un grande spettacolo nel territorio e portiamo avanti quelle che sono proprio le istanze del territorio. Ecco, questo credo che ti renda grande onore e ti faccio un grande in bocca al lupo per il tuo proseguo. Cittadella è presente, Cittadella sai che ci siamo. Grazie a tutti. Grazie a Diego Galli. Quindi torniamo un attimo sulla corsa, sul percorso. Partenza da Cittadella, da piazza Luigi Pierobon alle 12:45, arrivo sempre a Cittadella in via Fratta, saranno 148 km, 360 metri di dislivello. Da Cittadella si passa dai comuni di Fontaniva, Tezze, Cartigliano per fare ritorno appunto a Cittadella. Ci sarà poi un circuito di 37 km da ripetere 4 volte. Su 37 km, 24 sono di sterrato. Sì, diciamo che siamo riusciti, grazie al territorio che abbiamo, a sfruttarlo al meglio e a stare sulle regole che il gravel e l'UCI richiede per quanto riguarda la percentuale di sterrato. Cittadella, come ho detto prima, non devo spiegarla io, ma abbiamo la fortuna di avere il Brenta di fianco, passare a Tezze e Cartigliano, attraversando il Parco della Pace, che è un'oasi bellissima da vedere, da sfruttare per le famiglie e per i bambini. Abbiamo voluto toccare un po' tutti questi pezzi di territorio che per noi sono importanti e che valorizzano tutto quello che abbiamo, come si diceva prima, e quindi sarà sicuramente un bello spettacolo. Oltretutto quest'anno avremo anche la novità degli amatori, seguiremo un po' la fascia che ci eravamo messi in testa di fare all'inizio, di poter usare le stesse regole che usa il mondiale gravel e quindi far correre anche gli amatori. Quindi da quest'anno abbiamo deciso di partire anche con questo esperimento per riuscire proprio a portare dell'indotto sul territorio per quanto riguarda le comunità, portare gente che arriva il giorno prima, che visiti e che resta lì un po' di giorni per pedalare, per vedere tutte le bellezze che abbiamo. Ovviamente la bellezza anche del gravel, che è questa specialità un po' nuova che sta attirando sempre più persone, e anche il fatto che rispetto a una gara su strada i corridori non avranno assistenza dalle ammiraglie, ma dovranno un po'
arrangiarsi con una sorta di fai da te, Sì, diciamo che in caso ovviamente di problemi meccanici. normalmente sono previste delle free zone dove possono aggiustare la bici e quant'altro, insomma questo regolamento lo permette, sì, un po' diversa dalla strada, però molto più avventurosa, diciamo così, però è divertente, parlando anche con i corridori, si divertono molto su questa nuova specialità e quindi sicuramente sarà un futuro anche per quanto riguarda le corse, anche se magari qualche anno fa non ci si sperava, non si pensava a questo. Io penso invece che si vada verso un gravel a 2 fasce, quello all'avventura e quello race che sta venendo fuori, che sta uscendo anche con tutti i grandi nomi, con il mondiale di Moric che ha vinto l'altro giorno. Cominciano ad esserci nomi veramente importanti, l'anno scorso Van der Poel e tutti questi che si cimentano in questa nuova disciplina ma che sono lì davanti, quindi sicuramente avrà un futuro importante. E oltre a fare una grande fatica, perché tanti di questi professionisti che si cimentano sul gravel dicono, insomma, quasi sempre al termine della gara dicono la gara è stata la gara più difficile, più dura della mia vita. L'anno scorso Sagan, quando è arrivato al mondiale, ci ha detto: mai fatto una fatica del genere, neanche alla Parigi-Roubaix che ho vinto, non ne farò mai più. Partenza a blocco, come si suol dire, come se Esatto. fosse un cross, un mountain bike, e si arriva ancora più forte, cioè non si tengono energie, non ci sono tanti schemi, si può dire, sul gravel. Assolutamente. E quindi ci saranno anche venerdì alla Serenissima Gravel tanti campioni, Albo d'Oro, anche questo che ha già grandi nomi, Lutsenko e Fradua l'anno scorso. Vedremo anche qui chi sarà il terzo vincitore, e come detto la novità dei master, e quindi aspettiamo tanta gente proprio a Cittadella venerdì. Esatto. Si va avanti poi con questa cosa nuova che hai creato tu, la Veneto Go Social Ride di sabato. Non è una gara. No, Lo non è una ripetiamo gara sempre. perché l'abbiamo iniziato a fare come esperimento dove qualcuno anche in platea c'era a pedalare, come il presidente Ciambetti, già dal 2000, non è mai mancato, e abbiamo voluto fare una cosa un po' diversa perché secondo il nostro punto di vista le gare amatoriali sono completamente in discesa e quello che abbiamo voglia è di far scoprire la bicicletta con un modo diverso di vedere la bici, senza gara, senza stress, una partenza alla francese, un po' copiando anche quello che fanno al di fuori dell'Italia, e abbiamo visto che questa cosa è stata difficile da comprendere all'inizio, ma adesso giorno dopo giorno, anno dopo anno riusciamo a vedere che il valore di quello che stiamo facendo, quello che offriamo è un qualcosa di diverso. Questo fa sì che si possa avere un utente che non fa solamente le gare ma anche uno che vuole farsi una passeggiata con la famiglia. Questo per noi è importante, fare una cosa anche sociale che possa far vedere le bellezze del territorio pedalando in bicicletta, quindi non inquinando, con un mezzo sostenibile. E poi la cosa che ci abbiamo messo noi di nostro è quello che la bicicletta deve essere divertimento, quindi alla fine ci sarà una festa dove prima sul percorso degusteremo i prodotti tipici della zona, passeremo per le salite che farà anche Veneto Classic il giorno dopo, ci si fermerà su Diesel Farm per assaggiare i vini della farm, si arriverà poi a Cacornaro dove ci sarà una festa, si mangerà, si berrà e si farà un po' di socialità, quindi anche per questo social radio, perché serve a tenere unita la gente e a farla divertire. È proprio l'occasione per stare insieme, socializzare, divertirsi e godersi il panorama in tranquillità, e appunto pedalando insieme, e insieme anche ai grandi campioni. Ci saranno 2 percorsi. Sì. Si potrà scegliere, la partenza sarà la francese, come detto, da Villa Cacornaro a Romano Dezzelino, parco ottocentesco, anche lì una bellezza, insomma l'abbiamo vista ieri e l'anno scorso, scusami, ho pedalato anch'io con voi, quindi sempre la stessa partenza, confermata. Dopo pochi chilometri si potrà scegliere tra il percorso corto, 57 chilometri, 690 metri di dislivello, andranno praticamente direttamente sul circuito finale della Veneto Classic. Esatto. Oppure si potrà scegliere il lungo, saranno 98 km con 1100 metri di dislivello. Il lungo toccherà Monfumo, Castelcucco, Paderno del Grappa, zona dei Castelli, zona molto molto bella, e poi si andrà ovviamente sul circuito finale della Veneto Classic. Sì, si arriverà sul circuito finale, che è un po' quello che piace fare a tutti, anche se è complesso e difficile con Diesel Farm, la salita su sterrato, la discesa in sterrato e quant'altro, ma soprattutto si potrà fare ormai possiamo dirlo, famoso muro della Tisa, visto che abbiamo qua il sindaco e il vice sindaco, che l'idea viene proprio da loro di affrontare il muro della Tisa. Siamo partiti anche lì nel 2020 con il campionato italiano con un passaggio,
e secondo anno ne abbiamo fatti 2, l'anno scorso 3, quest'anno vogliamo far festa grande per il giorno dopo. Se ne farà uno alla Veneto Go e ne faremo 4 poi sulla Veneto Classic, quindi toccherà tutte le salite più iconiche della nostra zona, dalla Rosina, Diesel Farm e Tisa, così si potrà vedere tutto quello che poi i professionisti faranno il giorno dopo. Don't race, have fun, questo è il motto, con i tanti ristori, la musica Diesel Farm, gli hamburger, gli stuzzichini, e quindi ce ne saranno per tutti. È divertimento sabato. Sicuramente la cosa che vogliamo far diventare una festa vera per gli amanti del ciclismo e per tutti gli appassionati di ciclismo. Ecco, questo diventare un punto di ritrovo da qui ai prossimi anni, dove tutti vogliono venire non per fare la gara, per confrontarsi con gli altri, ma per divertirsi pedalando sul mezzo più bello che c'è, che è la bicicletta. E chi pedalerà sabato molto probabilmente si fermerà per domenica, per vedere la tua perla, la Veneto Classic. Ma mia, sì, diciamo che l'idea è stata mia, era un po' il mio sogno di riuscire a far vedere tutte le bellezze che abbiamo in Veneto, quindi dal 2021 siamo partiti con questa Veneto Classic, associando la Veneto Go il giorno prima. Proprio l'intento è proprio quello di cercare di portare la gente a pedalare e poi fermarsi il giorno dopo per vedere i professionisti. Diciamo che sì, è stato il mio sogno quello della Veneto Classic, e il circuito finale l'abbiamo grazie anche ai consigli di qualche comune, di qualche assessore, sindaco. Gli abbiamo cercato di farlo il più spettacolare possibile perché la gente si possa divertire, perché anche i corridori si divertono. Il primo anno, quando siamo passati per la Tisa, avevo chiesto ai corridori, li avevo fatti venire giù prima del campionato italiano con Trentin, Nibali, Colbrelli, per vedere se poteva essere una cosa interessante, perché è giusto confrontarsi secondo me con i corridori prima di tutto. A loro è piaciuta e, come ho detto prima, siamo partiti da un passaggio, ne abbiamo fatti 2 o 3. Quest'anno l'idea è proprio di farci una festa per gente che non è appassionata di ciclismo. Quello che stiamo cercando di fare, il Tisa Party, appunto, di portare gente che stia lì 4-5 ore sulla salita della Tisa per poi far vedere la corsa. Ecco, l'idea di non portare degli appassionati, ma di portare gente giovane che non è mai andata in bici, è proprio quella: farli divertire, fargli vedere che comunque il ciclismo che passerà a 20 centimetri da dove sono loro è un qualcosa di bello, con la speranza di farli poi appassionare, che vadano a comprare una bici e che vengano poi l'anno successivo a pedalare alla Veneto Go. Questa è un po' l'idea di avere un clima un po' diverso e avvicinare al ciclismo, farlo iniziare a gente che magari in questo momento non è ancora interessata. Un clima fiammingo, si può dire. Sì, diciamo che copiare è brutto, diciamo che prendiamo spunto da Sì. da Si quello prende che spunto succede. sempre dai Esatto, migliori, no, si può bisogna- dire. Loro lì su ci possono insegnare Sicuramente, guarda, perché è qua festa chi e c'è- sport. chi c'è in platea lo sa bene l'idea che ho io del Giro delle Fiandre, che secondo me è la corsa veramente più bella, quindi prendiamo molta ispirazione da loro. Stiamo anche ragionando di fare qualcosa insieme a loro già per l'anno prossimo. Già saranno giù presenti anche loro sabato e domenica per vedere quello che stiamo facendo, quindi l'idea di fare un qualcosa di importante e di diverso c'è sicuramente. Purtroppo in Italia abbiamo questa grandissima problematica, che il ciclismo è vissuto come 40 anni fa, e questa penso sia la lacuna più grande che abbiamo, e continuiamo a pensare che questo sia il modo di andare avanti. Invece continuiamo a perdere sempre più appassionati, o hanno una certa età e non abbiamo un ricambio generazionale. Quello che cerchiamo di fare noi è proprio questo: avvicinare i giovani al ciclismo, specialmente anche i bambini, perché comunque in tutte le giornate di corsa porteremo i bambini con le scuole, con le associazioni sportive, li porteremo a fare educazione stradale insieme alla polizia, gli inizieremo la bicicletta a chi non è mai andato in bicicletta, quindi cercare di fare un qualcosa che sia anche educativo per i più piccoli e metterli vicino a vedere i campioni più grandi. Ecco, l'idea nostra e del mio team è stata proprio questa fin dall'inizio. Siamo partiti nel 2020 a fare questo e l'abbiamo continuato a fare. Poi ci fa piacere vedere che anche quelli più grandi di noi hanno cominciato a farlo. L'altro giorno eravamo a Lombardia con Credit Agricole e ho visto che anche loro hanno cominciato a fare questa cosa che noi abbiamo iniziato nel 2020 e il 2021, quindi sicuramente abbiamo aperto una strada diversa, e questo penso che possa solo far bene al ciclismo, visto che non ci pensa magari qualcuno dall'alto. È importante che ci pensino quelli più piccoli come noi, e che inizino a fare qualcosa di buono.
E quindi Veneto Classic, che sarà la manifestazione, l'evento, la corsa che chiuderà appunto la settimana veneta di gare, 195 km, 2340 metri di dislivello, quindi anche a livello altimetrico è la gara più dura. Partenza quest'anno dalla provincia di Belluno, da Mel, e si arriverà appunto a Bassano del Grappa. Io vorrei ovviamente un saluto da parte di Roger De Menec per la provincia appunto di Belluno. Io devo ringraziare Roger perché l'ho conosciuto grazie al presidente Ciambetti qualche anno fa, poi ci siamo parlati più di qualche volta, penso che però il merito è veramente sia della regione che della provincia di partire da Belluno, quindi un grazie perché già quest'anno avete fatto tanto con il Giro d'Italia, so l'impegno che c'è stato, ma un ringraziamento veramente da parte mia a Roger perché ha capito un po' quello che vogliamo fare ed è veramente stato l'ago della bilancia per questa partenza, quindi grazie mille. Sì, buongiorno a tutti. Il nome tradisce anche la passione, non soltanto la testa ma anche il cuore, nel senso che provengo da una famiglia che di ciclismo ne ha mangiato parecchio. La provincia di Belluno, io qui insomma porto il saluto del nostro presidente, sono giorni complicati perché come sappiamo ieri era il 9 ottobre, oggi è ancora nel pieno del ricordo del Vajont. Porto il saluto del presidente Padrin, ma anche quello che insieme alla regione, dobbiamo dire che in questo siamo partner veramente solidi con il cosiddetto Fondo Grandi Eventi. Insomma, nella mia prima vita ho guidato per alcuni anni il Fondo Comuni Confinanti e al centro c'erano opere infrastrutturali, piste ciclabili, molte in provincia di Belluno che si stanno realizzando, e dall'altra parte mettere in luce tutte le opere infrastrutturali che stiamo facendo. E quindi la promozione del territorio. Il Giro d'Italia è ovviamente centrale, insomma Pippo lo sa e lo faremo anche il prossimo anno insieme alla Regione alla grande, ma abbiamo deciso anche di aggiungere una partecipazione più diffusa anche in arco temporale durante l'anno e abbiamo dato spazio insomma al Giro d'Italia dilettanti, insomma tantissime gare ciclistiche sia agonistiche che amatoriali, perché crediamo che la promozione del territorio passa anche da far conoscere un territorio straordinario. Noi abbiamo fortuna di vivere in provincia di Belluno, che per andare in bicicletta diciamo è veramente un luogo straordinario, epico, perché abbiamo le salite più belle, abbiamo i luoghi veramente del cuore del ciclismo nazionale e internazionale. Poi abbiamo anche la fortuna, e questa è la novità di quest'anno, di avere delle località, tu l'hai conosciuta, Borgo Valbelluna, Mel, e io vorrei qui l'assessore del comune di Borgo, Piero, vieni qua, perché i protagonisti di oggi non è la provincia di Belluno. Il ruolo della provincia è un po' come quello della regione, coordinare e fare in modo che ci sia una filiera lunga. Quest'anno per noi il protagonista del Giro del Veneto è il comune di Mel, e come sapete è uno dei borghi più belli d'Italia. Insomma, l'hai visto? Sarà una partenza che renderà merito veramente alla bellezza non soltanto delle vette dolomitiche della provincia di Belluno, ma anche dei borghi che abbiamo. Borgo Valbelluna viene fuori da una manifestazione come Mele a Mel domenica scorsa che ha portato tutto il Veneto in quel comune. Quindi la provincia di Belluno è qui soprattutto per promuovere in questo caso le nostre amministrazioni e è importante che ci sia qui l'assessore. Buongiorno, velocemente, noi arriviamo come ultimi, però devo dire che la tradizione di Mel, Borgo Valbelluna in questo caso dopo la fusione con Trichiana e Lentiai, per il ciclismo è notevole perché questa primavera, come diceva Roger, il motivo lui non l'ha detto, ma suo papà l'ha chiamato così perché era un tifosissimo di Roger De Vlaming, ovviamente. E la tradizione nel nostro comune si perde in diversi anni perché dal comune di Borgo Valbelluna questa primavera è partito il Giro del Veneto dilettanti, ma per tantissimi anni si è organizzato il Giro del Piave, che era questa manifestazione soprattutto a livello giovanile che ha messo in campo diversi grandi campioni che poi si sono fatti valere. Per noi è un debutto, speriamo di essere all'altezza e mi associo assolutamente a quello che ha detto il Presidente prima e Roger tuttora. Per noi sarà veramente una grande vetrina, sarà un'ulteriore maniera per, fra virgolette, vendere il nostro territorio e portare in un piccolo campiello veneziano, perché sostanzialmente la piazza di Mel questo è, visto che è stata fondata dalla Serenissima,
fra le Dolomiti la partenza di questa importantissima manifestazione. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Pozzato e a tutto il suo team. E l'ultima, per chiudere, più carattere generale, io credo che il ciclismo in generale, lo dico insomma da uno che ha vissuto un po' di anni in bicicletta, abbia bisogno anche di essere veramente più dinamico rispetto alla proposta che facciamo ai telespettatori da una parte ma agli appassionati dall'altra, e credo che questo modo di organizzare una settimana in Veneto vada esattamente in questa strada, perché, ripeto, il mondo sta cambiando e anche il ciclismo ha bisogno di cambiare, e per cambiare è necessario per stare in un mercato che è sicuramente in espansione come quello degli appassionati, e credo che questo insomma sia un bel segnale per tutta la nostra regione. Insomma, il Presidente lo sa, insomma, se possiamo dare una mano siamo presenti. Buona giornata. Grazie. Grazie mille. E quindi ecco, torniamo sul percorso. Quindi partenza proprio da Mel, uno dei borghi più belli d'Italia, da piazza Papa Luciani, direzione Feltre per poi costeggiare la sponda destra del fiume Piave fino a Pederobba e fare quindi rotta poi su Bassano del Grappa, passando anche dalla città del Canova, Possagno e Romano Dezzelino. I primi 80 km sono pianeggianti, poi la gara diventa più impegnativa. Si va sul primo circuito, 12 km e 6, con appunto il classico passaggio sulla Rosina, 2 km e 100 con pendenza media al 6,5%, ripetuta 4 volte, una in più rispetto al 2022. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo cambiato un po' tecnicamente il percorso. Con la partenza dalla provincia di Belluno abbiamo cercato di evitare tutte le salite iniziali e riuscire a farli arrivare dentro i 2 circuiti finali per poi fare l'arrivo che siano tutti quanti belli compatti e si possano sfogare sul finale, anche perché il dislivello che dicevi tu prima non è lungo i 200 km, ma sostanzialmente è lungo gli ultimi 70 km, 60, quindi diventerà sicuramente impegnativo. Abbiamo visto anche l'anno scorso, sono tutti quanti vicini, ma si fa la differenza, perché comunque 4 passaggi sulla Rosina sono importanti, però non si poteva saltare la mitica salita della Rosina passando davanti al ristorante La Rosina di Gaetano, che da sempre è con noi, da sempre ci aiuta e oltretutto ha realizzato la chiesetta del ciclista, quindi un altro motivo per cui noi vogliamo valorizzare quello che di buono è stato fatto sul territorio. Poi si passerà, come dicevo prima, sul muro della Tisa. Abbiamo qui... Andremo appunto sul secondo circuito, esatto, sempre di 12 km e 4, con la Tisa, comune di Colceresa, questo settore di Pavè che ormai abbiamo imparato a conoscere un po' tutti, 330 metri con pendenza media al 15,2% e da ripetere 3 volte. No, 4 volte. Con il primo Esatto. passaggio quando arriveranno dal circuito della Rosina. 4 volte appunto, perché come si diceva prima, per riuscire a creare un po' di spettacolo, creare uno stadio a cielo aperto, e il muro della Tisa si presta benissimo a questo. Abbiamo come con Cittadella anche Colceresa è con noi dal 2020, sono tra quelli che ci hanno creduto fin da subito, pur essendo veramente un comune piccolo, e questo ci tengo a dirlo perché so gli sforzi che fanno per realizzare quello che riusciamo a realizzare grazie alle risorse che loro riescono a trovare. Quindi un grazie davvero di cuore, perché hanno capito il messaggio che vogliamo dare e il valore del ciclismo. Per questo ci investono tanto e quindi grazie a loro. Anche questa, come dicevo prima, non è un'idea mia quella della Tisa, ma appunto è un'idea che viene proprio dall'amministrazione. Mi hanno chiamato, mi ricordo ancora nel 2020, perché non passiamo di là. Sono stato un attimo dubbioso, sono andato a vederla, poi ci ho ragionato con i corridori piaceva l'idea e siamo partiti. Abbiamo visto che il format funziona e quindi stiamo cercando di spingerlo più che volentieri questo format, facendo anche una cosa un po' diversa, quindi creando proprio un evento all'interno dell'evento ciclistico. Abbiamo qui appunto il sindaco e vice sindaco di Colceresa, Enrico Costa, e Matteo Sellaro, referente allo sport. Un saluto da parte vostra. Grazie Giada, grazie Pippo.
buongiorno Presidente, buongiorno a tutti voi. Colceresa, come è stato detto, è un piccolo comune, però è un piccolo comune attivo, frizzante, come si suol dire in queste occasioni, con un tessuto sociale molto, molto presente, e il ciclismo è la grande passione del nostro comune, la si vive tutti i giorni, si parla di ciclismo ed è quello che sono convinto che Pippo poi porterà anche a lungo termine con queste manifestazioni. Ieri sera abbiamo fatto le riunioni con i volontari, sono entusiasti, c'è fermento. Se ne parla vuol dire che c'è voglia di vivere questo momento. Guardavo prima, ci sono quasi 50 chilometri da percorrere sul nostro comune, un comune da 6.000 abitanti, però credo che saranno i 50 chilometri che probabilmente decideranno le sorti della gara, quindi vi aspetto ovviamente a Colceresa. Grazie di cuore, perché in questa sfida devo ringraziare il mio vice sindaco Matteo Sellaro, che è qui presente, è presente anche il consigliere Luca Seganfreddo, ed è stato il primo a crederci, il mio vice sindaco, e credo che difficilmente staremo qui a parlare di Tisa senza la sua presenza, quindi grazie a tutti voi, grazie ancora a Matteo. Confermo, mi è arrivata la telefonata proprio da Matteo nel 2020 per inserire la Tisa. E devo dire anche un'altra cosa per quanto riguarda Colceresa. Ieri eravamo alla riunione, al tavolo tecnico con il vicario del prefetto, e giustamente quando andiamo a guardare i volontari dice: ma è possibile che Colceresa abbia 70 volontari, un paese di 6.000 persone, e altri che sono delle cittadine abbastanza importanti abbiano 20 o 30 volontari? Quindi questo è proprio merito della comunità di Colceresa e del lavoro che fanno sia il sindaco che il vice sindaco. E sarà anche perché lì ci sarà la festa. Prego, sì, certo. Allora, l'ha appena detto benissimo Enrico, questa cosa della promozione del territorio da loro sta funzionando veramente, cioè io passo anch'io pedalando per Colceresa, ma vedere ogni sabato e specialmente la domenica mattina famiglie intere che parcheggiano nel parcheggio dell'ex mercato ortofrutticolo o altro, e che vanno a utilizzare i sentieri che si sono conosciuti nel tempo e negli anni, e specialmente negli ultimi 3 anni, con la promozione fatta da parte del Comune, penso sia veramente il risultato raggiunto e la dimostrazione che queste cose servono a vendere sentieri, tracciati, esercizi commerciali, e ripeto, vedo, possiamo dire, centinaia di persone che la domenica vanno a Colceresa per camminare o pedalare, quindi va dato merito a questa amministrazione di aver colto il messaggio giusto e di vendere un territorio appunto senza pesanti, diciamo, infrastrutture, ma con turismo slow, turismo di famiglie, gente che, ripeto, si passa la domenica camminando o pedalando attorno a Colceresa. Scusate l'interruzione. Nella botte piccola c'è il vino buono, dicono, sì, no? sì. Sarà così, e poi appunto lì ci sarà la grande festa, come dicevi Filippo poco fa, sarà allestita l'area speciale con mega schermo, con birra di Pedavena, si mangeranno hamburger di UMIT, insomma ci sarà tanto spettacolo lì a Colceresa, DJ set e ovviamente tanta gente che applaudirà i corridori nei 4 passaggi. Le difficoltà non finiscono lì, perché comunque ci sarà il passaggio su un'altra asperità, Diesel Farm. Sì, Diesel Farm Il muro di Diesel Farm. l'abbiamo inserita, non più che un muro, proprio una salita, perché comunque comincia a essere lunghina. Sì, Diesel Farm l'abbiamo inserita l'anno scorso grazie a Renzo Rosso, che parlando quando stava costruendo l'agriturismo mi diceva: ma perché non passate di qua in bicicletta sulla corsa? Ho detto: guarda che non è una brutta idea, quando sarà finito tutto quanto che si potrà passare, un pensiero ce lo faccio. L'anno scorso, quando ci siamo visti a una cena, abbiamo parlato e mi dice: ma allora passiamo quest'anno che è tutto pronto? Io dico: guarda, più che volentieri, perché sicuramente è un qualcosa di diverso, ma riusciamo a fare una cosa che è unica nel suo genere, perché comunque abbiamo una corsa che vogliamo far diventare una classica importante e riassume sempre insieme asfalto, pavé e anche lo sterrato, quindi penso siamo tra i pochi che riescono a fare questa cosa, se non gli unici, l'abbiamo messa dentro, e quindi anche per questo ci differenziamo con Veneto Classic. Si passerà da Diesel Farm. L'anno scorso abbiamo visto
che ha fatto tanta differenza anche per le difficoltà sulla parte più ripida di salire. Quest'anno il terreno sarà un po' messo meglio, perché comunque ci hanno fatto dei lavori sulla prima parte, quindi sarà un po' più scorrevole. Però Che è in ghiaia, no? Sì, è in ghiaia, un po' più compatta rispetto all'anno scorso. Ci sarà poi il pezzo finale uguale identico all'anno scorso, la discesa uguale a quella dell'anno scorso, dove poi alla fine Ischia l'ha attaccato, è andato via sulla discesa finale, non l'hanno più preso, per poi avvicinarsi all'ultimo strappo della giornata prima di entrare a Bassano. Quindi strappo salita, perché 1300 metri di Diesel Farm, uno sterrato al 10,9% di pendenza media, quindi è dura. Saremo quasi a circa 10 km dal traguardo, e poi ancora una rampa, quella secca di Contrasso Arda. Sì, il Contrasso Arda è un pezzettino che dà parecchio fastidio, perché ho provato a farlo l'altro giorno in bici e non me lo ricordavo così duro. Infatti ci pensavo ai corridori che lo affronteranno dopo tutte le salite e tutti i chilometri fatti in precedenza, però anche lì bello da vedere, un altro muro che l'anno scorso c'era tanta gente anche su questo pezzo finale, perché comunque li vedono da vicino e quando vanno piano, quindi da più bello da vedere i campioni da vicino. Sicuramente quello lì o farà la differenza o ci sarà già qualcuno in solitaria che si incamminerà verso l'arrivo, per poi arrivare a Bassano passando per il Ponte Nuovo, che fortunatamente abbiamo una parte aperta, riusciamo a sfruttarlo con i lavori che stanno facendo. Si farà il Basso Brenta e poi si arriverà dentro la piazza, che l'anno scorso Piazza Libertà. Piazza Libertà era veramente gremita di gente, di pubblico. Quest'anno ci aspettiamo ancora più gente rispetto all'anno scorso. Infatti il sindaco mi diceva ieri all'altra conferenza che abbiamo fatto, mi ha detto speriamo ci stiano tutti sulla piazza, che già l'anno scorso eravamo un po' strettini, però sicuramente sarà un bello spettacolo, ecco. Samuele Battistella, il primo vincitore, quando si arrivava appunto sul Ponte Nuovo di Bassano. L'anno scorso Mark Hirschi, si cerca il successore, quindi anche questa una gara è la più dura, si può dire, delle tre. Sì, sicuramente quella più dura, come abbiamo detto prima. Abbiamo cercato noi appunto di diversificare le due corse, farne una un po' più facile per i velocisti e una un po' più semplice, in modo che si possano divertire tutti quanti e ci facciano divertire. Per Bassano del Grappa abbiamo un rappresentante, abbiamo l'assessore all'urbanistica Andrea Viero. Buongiorno a tutti, grazie Giada, grazie Pippo. Sicuramente io sono il meno titolato a parlare di ciclismo dal punto di vista tecnico, però porto ovviamente i saluti dell'assessore Mariano Scotton, che è un grande appassionato, e anche ovviamente del sindaco. Io ne approfitto semplicemente per fare un ringraziamento, perché l'ha detto bene Pippo ed è sicuramente il suo grande merito. Con questi eventi lui fa conoscere il territorio, ma non lo fa conoscere semplicemente nelle piazze, ma soprattutto in quei circuiti naturalistici che sono sicuramente la nostra forza, oltre ovviamente alle nostre città storiche. E quello che sa creare è una cosa bellissima, che è l'emozione, e io sinceramente a vedere semplicemente il video di presentazione di questo evento, insomma, emozionarsi credo che sia normale e naturale. Voglio fare anche un'altra considerazione al grande lavoro di squadre che c'è dietro questa organizzazione, non solo da parte ovviamente dei territori che accolgono e ospitano ovviamente gli eventi, ma da parte di tutto il suo staff, soprattutto a Bassano, no? Che nel fine settimana non c'è solo ciclismo, ma c'è anche rally, e un gran lavoro di squadra, devo ammettere, è stato fatto. Quindi complimenti anche per la grande organizzazione, il gran lavoro di squadra, la gran capacità di far rete con tutti, non solo amministrazioni, ma anche con le grandi associazioni di volontariato che ci sono nel nostro territorio. Ovviamente faccio il mio in bocca al lupo e sicuramente ci vediamo domenica in piazza per l'arrivo. Grazie. Grazie. No, ha detto bene l'assessore Viero, perché quest'anno c'è anche il rally, e quindi siamo riusciti a fare squadra insieme a quelli del rally, cercando di sfruttare le nostre strutture anche per la parte loro, e questo penso sia un bel messaggio da lasciare sul territorio, quando normalmente tutte le associazioni cercano di farsi la guerra tra di loro. Noi anche con gente che non conoscevo, non c'entrava niente, quando mi hanno chiesto ho detto sediamoci a un tavolo e diamoci una mano, perché comunque siamo sulla stessa piazza tutti insieme, magari possiamo farci a vicenda per fare un qualcosa
qualcosa di buono per fare magari dell'economia di scala. Siamo riusciti a farlo, questo grazie, come diceva l'assessore Viero, ai ragazzi che lavorano con me e che ci mettono veramente cuore e anima su tutto quello che fanno giorno e notte, perché veramente senza di loro, come dico sempre, io metto la faccia ma non sono io che faccio il lavoro grande lo fanno loro, quindi un grazie veramente a tutti i ragazzi della mia squadra. Si fa squadra con il territorio, con le amministrazioni, con i volontari e con gli sponsor, perché senza sponsor non faremo nulla. Sono tanti, ma qui ne abbiamo uno importante, Crédit Agricole. Abbiamo in rappresentanza Roberto Zilio, responsabile commerciale della direzione Veneto. Buongiorno a tutti, grazie Giada, grazie Filippo. Che dire, allora, Crédit Agricole, uno si chiede perché una banca a fianco del ciclismo. Ecco, ci sono due aspetti importanti, che innanzitutto il ciclismo è vocazione territoriale, è vicinanza al territorio, l'abbiamo detto anche prima, cioè il fatto è bellissima l'immagine di riunire le famiglie alla domenica mattina, e questo senso di aggregazione è una bellissima immagine. E essere a fianco del territorio, delle famiglie, significa essere a fianco delle esigenze, dei bisogni, delle aziende, e un gruppo internazionale che come il nostro vuole esserlo attraverso una forte presenza sui territori. Noi siamo suddivisi in regioni, io rappresento oggi la Regione Veneto e quindi insomma, si identifica perfettamente con questa iniziativa, e con una grande autonomia territoriale, quindi anche capacità di riuscire a essere a fianco di chi vuole intraprendere e a fianco di chi vuole soddisfare le proprie necessità. Quindi questo è uno dei primi aspetti che ci legano fortemente al ciclismo. Come diceva Filippo prima, è stata una volontà molto forte da parte dell'amministratore delegato che noi appunto abbiamo sposato perfettamente per riuscire a fare business, ma per riuscire a fare anche vicinanza sociale. Secondo aspetto importante è poi l'emblema che è il ciclismo della mobilità sostenibile. Cioè oggi il ciclismo rappresenta perfettamente il tema della sostenibilità, che è uno dei pilastri del nostro principio ispiratore, che a livello anche francese, che ci dicono quanto sia importante il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità oggi in questo mondo. Quindi credo che identificare i principi del ciclismo con quelli di Crédit Agricole sia molto semplice in questo senso. Noi siamo vicinissimi come Regione Veneto, saremo presenti a tutti gli arrivi, quindi ecco, un grande in bocca al lupo a tutti. Grazie e buongiorno a tutti. Grazie. Filippo. Sì, io come diceva prima voglio ringraziare veramente gli sponsor, perché senza di loro non si fa niente. Noi abbiamo avuto la fortuna o la bravura di portare dentro Crédit Agricole per primi nel mondo del ciclismo in Italia, prima ancora di un grande player come RCS, e questo sicuramente grazie a tutti i viaggi che continuo a fare tra Roma e Milano per riuscire a trovare le risorse per fare questi eventi. Sicuramente ho avuto la fortuna di trovare un amministratore delegato, Giampiero Maioli, che è un super fanatico della bicicletta. Eravamo con lui anche sabato a pedalare insieme con Bugno e quant'altro, e crede molto in questo progetto, ma vedo che già rispetto all'anno scorso, con tutto quello che è stato fatto da quest'anno anche da parte del nostro team, al di fuori delle gare, con gli eventi aziendali che abbiamo fatto, vedo la passione e il ritorno che sta avendo il ciclismo, quindi non un investimento fatto a caso, ma un investimento veramente fatto bene, che unisce il business alla passione e a valorizzare quello che di buono c'è in questa banca. Quindi un grazie di cuore a loro e a tutti gli altri sponsor. Tra l'altro quest'anno abbiamo anche uno sponsor nuovo, siamo riusciti all'ultimo a portare dentro Mercedes Italia grazie a Trivellato, quindi per noi questo è anche un motivo di orgoglio, portare certi marchi importanti internazionali. Dovrebbe arrivare in settimana anche l'amministratore delegato di Mercedes Italia, quindi sicuramente abbiamo fatto un bel lavoro e vedono quello che stiamo facendo, perché riusciamo a chiudere con degli sponsor che sono importanti e che danno lustro anche alla nostra corsa. Quindi un grazie a loro, perché senza di loro non faremo niente. Un progetto che cresce, un progetto che piace, un progetto moderno. Questo è Ride the Dreamland, l'abbiamo detto in apertura, è gara e agonismo, festa e condivisione. Filippo, siamo
In conclusione, siamo in chiusura, lascio a te gli ultimi saluti. Ma niente, io ringrazio come sempre tutti quanti, ringrazio la Regione Veneto che ci ha ospitato per l'ennesima volta queste presentazioni. Da 4 anni che presentiamo sempre con a fianco la Regione questo progetto che portiamo avanti da tanto tempo. Speriamo di ritrovarci qui l'anno prossimo con qualcosa di più grande ancora e cosa dire, vi aspettiamo tutti quanti da domani fino a domenica sulle strade venete per vedere le bellezze che abbiamo e per divertirci a vedere il ciclismo che è lo sport più bello del mondo per noi. Grazie a tutti per essere stati qui, ci vediamo domani quindi con il Giro del Veneto.